Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Molte le notizie di cronaca delle quali vi renderemo conto nel corso di questo notiziario, ma come ogni lunedì vediamo subito quello che è il tema del nostro sondaggio di oggi. Dopo l'introduzione di dazi mediamente al 20% da parte della Casa Bianca, l'economia trema. Il Veneto è tra le regioni più esposte vista la sua alta percentuale di export, e mentre l'Europa sta preparando una strategia comune, il 16 aprile Giorgia Meloni volerà negli Stati Uniti per incontrare il presidente Trump. Diversi partner europei temono fughe in avanti dell'Italia e trattative singole. Per questo oggi noi vi chiediamo di esprimere il vostro parere su questo quesito. Dazi, Meloni deve trattare direttamente con Trump? Se per voi la risposta è sì, fate una chiamata al numero che vedete sulla barra di colore verde 0422 162 6691. Se per voi invece la risposta è no e quindi la Meloni non deve trattare direttamente con Trump, ma deve essere una trattativa portata avanti unitamente da tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi la risposta secondo voi è no, fate uno squillo gratuito allo 0422 162 6690. Come sempre poi l'esito del nostro sondaggio verrà reso noto questa sera nel corso di Ring, in onda a partire dalle 21. Ma cominciamo subito con la cronaca. C'è stato ieri sera un omicidio in provincia di Pordenone, a Fontana Fredda, dove è stato ucciso un uomo di 43 anni di nazionalità albanese. Il presunto killer è stato arrestato intorno a mezzanotte ad Orsago. Si tratta di un connazionale della vittima, un uomo di 30 anni di nazionalità appunto albanese, che è accusato di aver ucciso con 3 colpi di pistola Vladimir Topiana, residente a Cordenons. Il 43enne faceva di professione l'autista di un'azienda di Porcia ed è stato ucciso al termine di un litigio violento avvenuto fuori da un bar a Fontana Fredda in via Buonarroti. È in corso naturalmente di accertamenti la ricostruzione di quanto accaduto ieri sera. La lite e la sparatoria si sono verificate intorno alle 21 appunto in via Buonarroti, di fronte ad un bar. La vittima si trovava in quel momento assieme ad un parente vicino al bar, che era tra l'altro affollato di persone che stavano seguendo la partita di calcio Roma-Juve. Ad un certo punto, non si sa per quale ragione, sono arrivate sul posto alcune persone a bordo di un Audi di colore bianco, sono scesi ed è iniziato il litigio che è proseguito ed è poi degenerato. Una terza persona, un cliente, era intervenuto per cercare di sedare gli animi, ma poi visto che non sortiva effetti si è allontanato. Poco dopo i testimoni hanno udito i colpi di pistola. Chi ha sparato è salito poi a bordo nuovamente dell'Audi di colore bianco e si è data alla fuga. Subito dopo sono scattate le ricerche e, a quanto si è appreso, il killer è stato intercettato e fermato dai carabinieri intorno alla mezzanotte in provincia di Treviso, a Orsago, dove avrebbe trovato rifugio presso il titolare dell'azienda presso la quale lavorava, e sarebbe stato proprio il titolare ad avvisare i carabinieri. Naturalmente maggiori dettagli su questo fatto grave di cronaca nel corso del nostro telegiornale. Tra poco torneremo a collegarci con i colleghi della redazione di Pordenone che hanno appunto e stanno seguendo il caso. Noi ora parliamo di sicurezza a Padova, perché vedo che abbiamo in collegamento la collega Valentina Visentina. Quella di oggi era
una giornata attesa a Padova perché scaduta la zona rossa, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica doveva decidere il da farsi, decidere per un eventuale rinnovo oppure no. Sentiamo quindi com'è andata da Valentina Visentin. Buongiorno. Sì, buongiorno da Padova. Il rinnovo c'è stato perché è uscito pochi minuti fa la nota della prefettura al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La zona ad alto impatto, la cosiddetta zona rossa, verrà prorogata per ulteriori 30 giorni. Lo ha deciso il prefetto insieme alle forze dell'ordine al termine appunto della riunione che è iniziata questa mattina intorno alle 9 e si è conclusa poco dopo le 11. Nel corso del comitato sono stati analizzati anche tutti i dati relativi ai controlli di questi 2 mesi di sperimentazione della cosiddetta zona rossa, che era stata introdotta il 6 febbraio scorso e durava appunto 60 giorni fino al 6 di aprile. In questi 2 mesi di controlli potenziati 24 ore su 24 della zona stazione sono state 13.227 le persone controllate complessivamente dalle forze dell'ordine, che hanno portato poi anche all'adozione di 41 ordini di allontanamento per violazione dell'ordinanza prefettizia, 15 nei confronti di soggetti già noti alle forze dell'ordine per reati contro gli stupefacenti, 7 per reati contro la persona, 11 per reati contro il patrimonio e 8 per altri reati. Questo è il bilancio insomma di questi primi 2 mesi, che ha portato appunto il prefetto a prorogare i controlli della zona rossa, che riguarda ovviamente la zona della stazione e le vie limitrofe, per altri 30 giorni. Ma oggi c'è stato anche nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è parlato anche appunto della sicurezza in vista delle festività pasquali, dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, e quindi saranno potenziati i servizi di controllo anche in questo periodo, e i comuni della provincia sono stati invitati ad adottare ordinanze antivetro per vietare l'introduzione all'interno delle aree dove sono previste manifestazioni in occasione del 25 aprile e del 1° maggio, e anche a loro è stata richiesta di dotarsi di particolari dispositivi di sicurezza per garantire nel massimo insomma della tranquillità e della sicurezza lo svolgimento di queste manifestazioni, che come sempre richiamano tanta partecipazione dalla cittadinanza. Dunque il bilancio di questo comitato è chiaro: rinnovo della zona rossa per la zona della stazione di altri 30 giorni e controlli potenziati nel periodo di Pasqua del 25 aprile e del 1° di maggio. Da Padova è tutto, ovviamente maggiori dettagli, anche le reazioni a questa proroga nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. La linea ora può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Noi continuiamo con la cronaca, restiamo a Padova perché il questore di Padova ha emesso 5 provvedimenti nei confronti di uomini violenti e stalker. In una settimana il questore di Padova ha emesso 5 provvedimenti di ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori nei confronti di altrettanti uomini che da tempo vessavano delle donne con atteggiamenti violenti e minacciosi. I provvedimenti riguardano un 56enne residente nella zona dei Colli che aveva picchiato la moglie, che era dovuta ricorrere alle cure dei sanitari per le botte e le lesioni. Aveva insultato la moglie minacciandola di morte davanti al figlio disabile, era arrivato a promettere di comprarsi un'arma e spararle. Il 60enne della Bassa Padovana, anche lui ammonito dal questore per violenza domestica. Stesso provvedimento per stalking nei confronti di un 40enne, sempre della Bassa Padovana, che da tempo tormentava una donna che non voleva una relazione con lui. La vittima era costantemente pedinata e pressata con messaggi sul cellulare e sui social, minacce e ingiurie. Lo stalker era arrivato anche a simulare un incidente stradale per avvicinarla. Un giovane 19enne vicentino invece è stato ammonito dal questore di Padova perché aveva cercato di riavvicinare una coetanea con cui aveva avuto una relazione e pretendeva che la ragazza continuasse, nonostante la fine della relazione, ad indossare i gioielli che lui le aveva regalato. Di fronte al rifiuto della giovane l'aveva aggredita mordendola e procurandole graffi e lividi.
Di provvedimenti del Questore hanno riguardato anche il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, di spaccio di sostanze stupefacenti e di movida violenta. Nei giorni scorsi infatti sono stati adottati a Padova 9 Daspo Willy, ovvero il divieto di accesso a locali della stazione della provincia, 4 fogli di via obbligatori e 4 avvisi orali. Nella rete delle misure è finito anche un 24enne che aveva aggredito un coetaneo in una discoteca della Stanga per rubargli la sigaretta elettronica ed un 30enne che spacciava hashish in zone frequentate da minorenni. E la cronaca ora ci porta nel veneziano, andiamo a Mestre per il ripetersi di risse e di episodi di violenza in centro. Ci aggiorna Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, ancora giovanissimi protagonisti di risse qui nella zona di Mestre. Nella notte tra sabato e domenica ce ne sono state ben due, una qui alle mie spalle verso Piazza Barca e un'altra invece verso via Palazzo, la zona del municipio. Nello specifico, qui dove ci troviamo ora, questi ragazzini erano scatenati, hanno fatto di tutto. Vi faccio vedere solo una cosa per farvi capire. Si sono messi a prendere a calci addirittura questo lampione che si trova in questa zona verde, sradicandolo, praticamente staccandolo da dove era posizionato. E non solo, hanno fatto molto altro, ma ad assistere a quello che appunto facevano proprio sabato notte c'era Prince Aulader, uno dei portavoce della comunità bengalese di giovani rappresentanti giovani per l'umanità. Prince, lei era qui, ci può raccontare che cosa ha visto? Sì, assolutamente. Sabato verso le 11 di sera ero qua a fare una passeggiata con un mio amico e c'era all'incirca 50 giovanissimi, dai 15 ai 17 anni all'incirca secondo me, che hanno seminato panico all'interno della città, vandalizzando le luci, e tirando calci ai cassonetti delle spazzature, prendendo a pugni i cassetti delle poste. Sono cose veramente assurde di quali non riesco a capire il motivo, e la cosa veramente mi dispiace, perché noi quando eravamo giovani il nostro divertimento non era questo, il nostro divertimento era lo sport, era ben altro. Quindi vedere dei giovanissimi che fanno queste cose qua veramente mi rende veramente triste e non riesco a capire il motivo. Quindi chiedo alle istituzioni comunque che cercano un po' di capire, di comprendere la mancanza di questi giovani. E quindi la cosa veramente mi dispiaceva, perché veramente spaccavano bottiglie, tiravano a calci ai bidoni, alle cose, e quindi mi dispiaceva molto vedere queste cose qua. Però la cosa bella è che le forze d'ordine sono intervenuti subitissimo, e ho visto 3-4 volanti dei carabinieri che sono intervenuti a sedare la rissa, poi è venuta l'ambulanza e quindi hanno sedato la cosa. Tra l'altro Prince, lei mi diceva poco fa che erano quasi tutti italiani, c'era qualche straniero ma maggiormente per lo più comunque italiani, e ne abbiamo visti tantissimi rendersi protagonisti di risse ed episodi del genere proprio nelle ultime settimane, sia a Mestre che a Marghera, tra l'altro zona della Nave de Vero che è diventata zona rossa, e poi anche a Spinea. Sì, da quello che ho potuto vedere la maggior parte di questi ragazzini erano italiani, ma c'erano alcuni anche stranieri, però il concetto non è italiano-straniero, è che la cosa che mi dispiaceva vedere è questi giovanissimi che li vedevo smarriti, li vedevo che facevano delle cose senza senso, senza motivo, nel senso, se vedo fare delle azioni, dietro l'azione c'è comunque qualche motivo, no? Quindi erano senza motivo che facevano queste cose qua e gridavano, urlavano, spaccavano bottiglie di birre, come se fossero come dei zombie che andavano in giro a fare disastro. E quindi la cosa mi dispiace moltissimo, e vorrei vedere questi giovani che facessero altro, quindi si concentrano a divertirsi con lo sport, a fare delle cose sane, fare delle cose ludiche, nel senso di stare in compagnia, di fare delle cose belle, non queste cose che comunque creano disagi e non li porta da nessuna parte.
Ecco, tra l'altro lei da poco è entrato a far parte di Fratelli d'Italia. Qualora poi insomma le cose andassero bene durante le elezioni comunali, uno dei principali obiettivi è proprio quello di garantire la sicurezza. Assolutamente sì, come voi ben sapete io ho sempre combattuto per avere maggiore sicurezza in questa città, che è una città, diciamo, che è complessa, perché Venezia è una metropolitana veramente complessa da gestire. Ringrazio il sindaco per quello che ha fatto. Ovviamente quando si sta da una parte non si riesce a capire la difficoltà che può affrontare l'amministrazione. Adesso che in qualche modo sono dentro e riesco a capire, a vedere la difficoltà, quindi cercheremo di migliorare quello che si può migliorare. Ovviamente adesso non mi sono candidato ancora a niente, però faccio parte del coordinamento della municipalità di Mestre Carpenedo, quindi cercherò io, insieme al senatore, insieme al coordinatore Giacomo Nazzellini, cercare di fare qualcosa di concreto. Questo è il nostro obiettivo. Ringrazio Prince Olader, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Noi proseguiamo con la cronaca. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato a un'impresa gestita da soggetti di origine orientale oltre 500.000 articoli tra accessori di abbigliamento e confezionamento, sui quali erano stati apposti i simboli tipici, come per esempio il tricolore, per ingannare la clientela. L'attività è scaturita da un controllo in un negozio di abbigliamento nel centro storico lagunare gestito da un cittadino italiano, nel corso del quale sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 227 accessori di abbigliamento con falsa indicazione sulle etichette di origine italiana. Ricostruita l'intera filiera distributiva, è stato individuato il fornitore. Si tratta di una società in Toscana gestita da soggetti di origine asiatica. Nel centro di stoccaggio le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 500.000 accessori di abbigliamento e confezionamento, 105 file utilizzati per la formazione delle etichette stampate appunto, e una macchina da cucire professionale. 6 soggetti denunciati per frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Anche questo è uno degli aspetti che stanno più preoccupando in seguito all'entrata in vigore dei dazi dagli Stati Uniti, cioè il proliferare poi di quelli che saranno prodotti con falsi marchi made in Italy. Ed ancora cronaca, no, non vedo che abbiamo in collegamento ora la piazza di Treviso, perché oggi è il 7 aprile è la data nella quale si commemora il 7 aprile del 1944, data del bombardamento che devastò la città di Treviso. Circa 1600 le vittime, 123 delle quali erano bambini. Oggi la città commemora quella giornata drammatica. C'è stata stamattina la messa per ricordare le vittime. Ora ai piedi dello scalone dei 300 la deposizione della corona d'alloro. Vediamo. Riposo! Diamo ora lettura della preghiera alle vittime civili di guerra. Attenti! Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a Te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e delle violenze che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci Tu la loro vita, che è ormai nel Tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci Tu i loro cari,
dal cui amore essi sono stati sorretti, perché siano sostenuti e consolati dal tuo amore, più forte della morte. Custodisci tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne dell'orrore assurdo, del lutto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Custodisci tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano assieme senza confini di popoli, alleanze, religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Custodisci tu, o Padre, i nostri fratelli caduti in guerra, ma caduti nelle tue grandi braccia, dove è la pace vera, per la quale essi hanno lottato e che ti supplichiamo di riversare sull'umanità. Amen. Riposo! Diamo ora la parola al Presidente dell'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra di Treviso, Dino Daniotti. Il buongiorno a tutti, alle autorità civili e militari presenti, ai gonfaloni, ai gagliardetti, ai labari presenti e a tutte le persone civili, trevigiane e non, presenti a questa cerimonia. Il 7 aprile di ogni anno per noi vittime civili è un momento emozionante e sempre palpitante e vivo, perché non possiamo non ricordare le vittime di quell'olocausto di 81 anni fa e siamo veramente contenti che la città di Treviso organizzi, celebri con tanta passione questa cerimonia e che in questa giornata vi veda molto numerosi e attenti a quello che è successo, e come vittime civili non possiamo che augurarci che tragici eventi come avvenuti 81 anni fa non possano ripresentarsi e che quanti eventi delittuosi oggi esistono nel mondo possano in breve tempo cessare e portare la pace. Quella pace che la nostra associazione, assieme ad altre, riesce un momentino a divulgare con la prospettiva futura di un evento finale delle guerre esistenti nel mondo. Vi ringrazio assolutamente e molto affettuosamente tutti e vediamo un momentino di continuare questa nostra giornata nella prossima tappa in Piazza dei Signori. Grazie ancora e buona giornata. Ecco, allora si conclude quindi il primo momento di questa giornata in centro a Treviso, dove si commemora l'81esimo anniversario del devastante bombardamento del 7 aprile del 1944. Poi noi torneremo a collegarci con Piazza dei Signori alle 12:45 in una lunga diretta che ci porterà poi fino alle 13:07, quando i rintocchi dalla torre civica ricorderanno il momento esatto del bombardamento. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. La cronaca ci porta a Vicenza con la notizia di un'altra aggressione nei confronti di una guardia carceraria della casa circondariale. Un detenuto violento ha cercato di strappare le chiavi della cella ad un agente ferendolo.
Ha riportato una prognosi di 20 giorni l'agente di polizia penitenziaria vittima dell'ultima aggressione in carcere da parte di un detenuto italiano. Continua la serie di violenze verso le guardie carcerarie della casa circondariale di Vicenza, dove negli ultimi mesi sono stati trasferiti decine di detenuti per motivi di sicurezza che stanno generando numerosi eventi critici. Protagonista dell'ultimo episodio un 32enne già sottoposto al regime carcerario ristretto proprio per episodi reattivi al regime carcerario. Durante la colluttazione con il poliziotto, che è stato scaraventato contro un muro, il detenuto aveva cercato di sottrarre le chiavi dalle celle, provocando una lesione al dito della mano dell'agente. Fondamentale l'arrivo dei colleghi di supporto che hanno impedito un epilogo più grave dell'aggressione. Insorge il sindacato USPP interregionale che si appella alle forze politiche affinché si adottino interventi urgenti per incrementare l'organico del carcere e di dotare i poliziotti di strumenti idonei per difendersi dalle aggressioni sempre più frequenti. Sequestro preventivo su 1.800.000 euro giacenti nei conti correnti di una società trevigiana che opera nella produzione di prodotti in plastica, quello eseguito dalla Guardia di Finanza di Treviso per mancato versamento dell'IVA dovuta per il 2022. La misura cautelare è stata disposta con un provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Treviso dopo che l'amministratore della società trevigiana era stato segnalato alla procura dall'Agenzia delle Entrate. Ed ancora cronaca, grave incidente in serata a Refrontolo, 3 veicoli coinvolti nello schianto avvenuto poco dopo le 23 in via Crevada in un tratto in curva. L'auto di un 61enne di Susegana ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un'altra vettura che viaggiava in senso contrario, condotta da una donna di 41 anni di Refrontolo. A bordo dell'Audi, oltre alla conducente, c'erano anche altri 2 passeggeri di 41 e 36 anni. In seguito all'urto è stato coinvolto anche un terzo veicolo condotto da un 36enne di Pieve di Soligo. L'impatto è stato violento al punto che il conducente della prima vettura è rimasto incastrato tra le lamiere e per estrarlo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e l'elisoccorso per il trasporto urgente del ferito più grave, l'uomo di 61 anni, all'ospedale di Trento, dove si trova tuttora ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Ed ora torniamo a parlare di Vinitaly. Ieri c'è stata l'inaugurazione tra economia e politica con il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha scelto di essere a Verona e non a Firenze, dove era in corso il congresso federale della Lega che ha incoronato Matteo Salvini. A me sembrava un fatto di rispetto essere qui, perché comunque l'inaugurazione di Vinitaly significa per il Veneto 3 miliardi di esportazioni, 80.000 addetti, 103.000 ettari coltivati, il più grande vigneto d'Italia, 37% delle esportazioni nazionali. Insomma, noi dobbiamo molto a questo comparto, ma sono andato anche a Firenze, quindi non ci vedo nessun problema per il fatto che ieri ero lì e oggi sono qui. Ha scelto di essere a Verona all'apertura del Vinitaly Luca Zaia anziché al congresso federale della Lega, nella giornata che ha visto l'incoronazione di Matteo Salvini, e dopo la stoccata di ieri agli alleati di governo in riferimento all'autonomia "noi non siamo fedeli, la fedeltà è dei cani, noi siamo leali", ha suscitato interesse che proprio oggi Zaia fosse accanto al vulcanico presidente della Campania Vincenzo De Luca, in ansiosa attesa del 9 aprile. Mercoledì prossimo infatti si celebrerà l'udienza davanti alla Corte Costituzionale sulla legge approvata dal Consiglio regionale campano che consente a De Luca di candidarsi per il terzo mandato. Una pronuncia favorevole potrebbe cambiare le carte in tavola anche in Veneto. Si vedrà. Intanto la vetrina del Vinitaly 2025 sicuramente è diventata anche terreno per rimarcare il territorio tra alleati a Roma e Venezia, ma competitor nella guida del centrodestra in vista delle prossime regionali, ed il tema legato agli imprenditori, alle prese ora con la grana dei dazi, diventa di primo piano in una regione come il Veneto, che rappresenta il 37% dell'export nazionale dei vini per un valore di circa 2 miliardi e 996 milioni, dei quali 600 milioni verso gli Stati Uniti. Benvengano le contromisure europee da un lato, no? Che si mettono a terra in questo momento nell'immediato, però poi faccio parte di coloro che pensano che bisogna
andare a dialogare con gli Stati Uniti, reinvestire su questo asse UE-USA e fare in modo che gli Stati Uniti non vengano catalogati in futuro come i nuovi nemici dell'Europa. Accordi fondamentali anche per il meloniano Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Qui si respira veramente non solo il Veneto ma l'Italia che produce prodotti di qualità e che quindi temono molto meno di altri contesti ciò che sta accadendo negli Stati Uniti. Non è con dazi e controdazi che si vince questa guerra commerciale, si vince con gli accordi. Dunque è in corso la 57esima edizione del Vinitaly alle prese con le tensioni dei mercati dopo il varo della politica dei dazi da parte di Donald Trump. Ieri per il taglio del nastro parata di ministri del governo Meloni, tra gli stand parola d'ordine avviare un dialogo con gli Stati Uniti. Al taglio del nastro ci sono 4 ministri del governo Meloni: Francesco Lollobrigida, titolare dell'agricoltura, Adolfo Urso, imprese made in Italy, Alessandro Giuli, cultura, Luca Ciriani, rapporti con il Parlamento, a testimonianza di quanto l'edizione numero 57 del Vinitaly sia importante nello scenario politico-economico segnato dall'attualità della grande incertezza dei mercati internazionali dopo il varo della politica dei dazi di Trump. Ed è proprio il tema dazi a monopolizzare il dibattito della prima giornata della Kermesse, che vede in fiera a Verona 4.000 imprese e buyer da 140 paesi. Noi siamo una superpotenza alimentare e dobbiamo far valere questa nostra capacità di garantire qualità non delocalizzabile, proteggerla, questo è un elemento fondamentale e su questo abbiamo lavorato e stiamo lavorando, promuoverla, quindi raccontarla, aprendo nuovi mercati ma consolidando quelli attuali. Il nostro governo è impegnato in questo, il nostro confronto con le associazioni di categoria è costante e continuo, anche qui a Vinitaly abbiamo e stiamo incontrando associazioni e singole imprese. Per fortuna non c'è l'allarme che qualcuno vuole denunciare in maniera così drammatica. Dalle paure e talvolta dal panico che vi è in altra parte d'Europa bisogna fare di una crisi un'opportunità. Lo si può fare, noi lo vogliamo fare. Se poi non andasse in porto questo lavoro, questo confronto, questo dialogo a ridurre i dazi fino a giungere, se possibile, appunto col trattato di libero scambio a dazi zero, se invece si perdurasse sulla strada del conflitto, noi chiediamo che l'Europa realizzi essa sì misure compensative per le imprese europee maggiormente colpite. Un settore, quello del vino, al quale il Veneto guarda con grande interesse non solo per l'aspetto produttivo. L'eccellenza vitivinicola del Veneto ci aiuta anche a veicolare un altro settore importante per questa regione, che è il turismo. Grazie alla ricettività noi facciamo conoscere il nostro territorio, facciamo conoscere i nostri prodotti e cerchiamo anche di esportarli. E sulla guerra dei dazi scatta l'allarme di Confagricoltura Vicenza, a rischio le tipicità del territorio, preoccupa il clima di instabilità. Ci aggiorna Luisa Bertini insieme alla presidente di Confagricoltura Vicenza, Anna Trettenero. Una guerra dei dazi annunciata, il comparto dell'agricoltura vicentina in allarme e in preoccupazione. Siamo in compagnia con la presidente di Confagricoltura Vicenza, Anna Trettenero. Insomma, vi preoccupa soprattutto dal punto di vista delle esportazioni e dalle ricadute che avrà anche sulle tipicità vicentine? Beh, sì, certo. Il mercato statunitense è un mercato molto importante per l'agroalimentare italiano, vale circa 80 milioni di euro, per cui non stiamo parlando di poco. Sicuramente non finisce qui. Abbiamo già visto tutta una serie di rimbalzi anche notevoli, insomma, perché qualche settimana fa si parlava di un dazio sul whisky americano al 50%, di ritorsioni con dazi su tutto il comparto vitivinicolo europeo del 200%, adesso parliamo del 20%. Ma comunque sono dei numeri che cambiano la strategia, e che comunque non sono finiti, perché c'è una trattativa che a livello Commissione europea
deve andare avanti, andrà avanti, ma le conseguenze ci sono. Voi sperate in un passo indietro, appunto in una trattativa che si concluda in che maniera, o guardate ad altri mercati? Ma guardi, la prima cosa è questo clima di incertezza, di instabilità che sicuramente è voluto e ricercato, che mette in uno stato, non dico di ansia, ma anche quasi sì, cioè per un periodo non indifferente abbiamo avuto dei container assolutamente bloccati con il vino che non partiva perché non si sapeva, una volta arrivato negli Stati Uniti, quale sarebbe stato il prezzo finale. Adesso penso che questa cosa comunque sblocchi, ma sicuramente non è finita qui. E per quanto riguarda le tipicità dei prodotti vicentini? Allora, mi viene da pensare che sicuramente i vini, soprattutto quelli di fascia intermedia, e il settore dei prodotti trasformati del latte, quindi tutto i trasformati vuol dire sostanzialmente i formaggi, sono quelli che verranno maggiormente coinvolti in tutto questo, per cui un'attenzione particolare ci deve essere. Lei prima citava l'ipotesi di altri mercati, sicuramente questa è una strategia, è qualcosa a cui dovevamo probabilmente pensare già prima, perché avere come sbocco così importante e quasi, non dico esclusivo, ma veramente preponderante gli Stati Uniti vuol dire mettersi in una situazione di debolezza. Noi in Confagricoltura già a novembre abbiamo promosso, attraverso l'attenzione che i giovani hanno dato a questo tema, un convegno importante in cui abbiamo riunito tutti gli attori che giravano intorno e lavoravano sull'accordo con il Mercosur, quindi Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay. E devo dire la verità che per questi prodotti appena citati, quindi per il vino e anche per i formaggi, paesi come il Brasile possono costituire uno sbocco molto interessante. D'altro lato, l'accordo con il Mercosur pone degli interrogativi per le importazioni, per esempio della soia. Ecco, l'avete sentito, dazi Trump che catapultano il comparto agricolo in un clima di incertezza. Io ringrazio la nostra ospite per essere stata con noi. Grazie a Luisa Bertini per questo collegamento da Vicenza. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. In diretta, eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, la politica con il congresso federale della Lega a Firenze, che ha visto la conferma di Matteo Salvini segretario per altri 4 anni, e sono 4 i veneti eletti nel Consiglio, 2 i trevigiani, Gobbo e Canova. Alla fine sono 4 i veneti eletti nel Consiglio federale del Carroccio, 2 i trevigiani, Giampaolo Gobbo e Giuseppe Canova, e poi 2 vicentini, Erico Umberto Pretto e Mara Bizzotto. Il Veneto, con 4 consiglieri, è l'unica regione a fare il pieno di candidati eletti, afferma Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta. Oggi siamo tornati sulla strada giusta, più consapevoli delle nostre radici e fiduciosi delle sfide del futuro che verranno, commenta Alberto Villanova, capogruppo in regione. La seconda giornata del Congresso federale ha confermato per acclamazione Matteo Salvini segretario della Lega fino al 2029, un'assemblea che ha visto la consegna della tessera del partito al generale Vannacci e la presenza in videocollegamento di Marine Le Pen, Bardellà e Orban. Proiettato anche un messaggio della Premier Meloni, che ha assicurato: andremo avanti pancia a terra fino alla fine della legislatura. Premier alla quale dal palco Salvini ha detto di voler sottoporre la richiesta della Viminale. Matteo Piantedosi è un amico ed è un ottimo ministro. È stata persona leale, di fiducia, di parola. Questo è un congresso di partito e i partiti fanno politica, e non è mio piacere, è mio dovere ascoltare quello che il mio partito, quello che i sindaci, quello che gli elettori ci chiedono
E quindi, sapendo che Matteo è e sarà un amico e un grande uomo di Stato, di quello che mi avete chiesto, con serenità parlerò sia con lui che con Giorgia Meloni. Salvini ripercorre la storia della Lega, saluta Bossi, ricorda Maroni, omaggia Silvio Berlusconi, ribadisce i cavalli di battaglia del Carroccio, dalla rottamazione delle cartelle alla lotta all'immigrazione clandestina, al Green Deal, al patto di stabilità e poi quello che è l'obiettivo della Lega nel centrodestra. Io mi trovo benissimo con Giorgia e con i nostri alleati, ora siamo i secondi della coalizione, è chiaro che siccome l'importante è partecipare, vale sul campo di pallone ma non vale in politica, l'obiettivo è di tornare i primi a tirare il gruppo, è chiaro. Torniamo ora a collegarci in diretta con Treviso, Piazza dei Signori, dove sono in corso le celebrazioni per commemorare l'81esimo anniversario del bombardamento del 7 aprile 1944 che devastò la città, provocò oltre 1600 vittime, 123 delle quali erano bambine. Ci colleghiamo quindi con Lucio Zanato assieme a Nicoletta Rizzetto. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 e come vedete partiamo da questa immagine, cioè della bandiera di Treviso listata a lutto, perché sono passati 81 anni da quel tragico bombardamento del 7 aprile, come hai giustamente ricordato, 1600 i morti, 123 bambini e Treviso non dimentica. Oggi abbiamo seguito la celebrazione officiata dal Vescovo Michele Tomasi alla Chiesa Votiva e poi la benedizione al Sacello, dove queste 1600 persone, alcune delle quali non hanno nemmeno nome, riposano, sono tumulate appunto appena finita la guerra. È stato creato proprio questo monumento del ricordo e proprio il tema del ricordo e della pace sono i due temi preponderanti di questo 81esimo ricordo del bombardamento del 7 aprile. Non dimenticare è stato l'appello del Vescovo, non lasciare nell'oblio questa tragica esperienza e poi la pace, una pace che sembra sono passati 81 anni da quel tragico momento, eppure questa pace non c'è ancora, una pace che viene a mancare in altri luoghi e le immagini del bombardamento a Treviso sono le immagini che adesso noi vediamo ad esempio in Ucraina, sono le immagini che vediamo ad esempio nella striscia di Gaza, e la distruzione dei territori, la morte delle persone, il dolore di chi rimane, dei tanti feriti, una ferita che in tutto il mondo continua ad esserci e la testimonianza di Treviso è proprio in questo senso. Adesso alle 12:45 inizieranno le cerimonie ufficiali, tra l'altro con la presenza dei giovani, perché i giovani sono il vero collante verso il futuro e guardate, sono i ragazzi delle Coletti, sono i pronipoti degli sfollati del 7 aprile e allora sentiamo la conduttrice e poi ci sentiremo verso la fine. Angeli in terra di Mario Cutoli e Il cielo è rosso di Giuseppe Berto, intervallate dall'esecuzione di alcuni brani musicali a cura degli studenti dell'Istituto Comprensivo numero 5 Luigi Coletti di Treviso, diretti dai professori Paolo Croglietto, Placido Sanson, affiancati dai professori Prisca Benelli e Matteo Bragagnolo. Siamo lieti di esserci come Scuola Coletti, anche perché il quartiere di San Liberale è nato per ospitare le persone che avevano perso la casa nel bombardamento. Era ormai quasi primavera e i campi e l'aria germogliavano di nuova vita, ma quell'esplosione di colori e i primi tepori di inizio aprile contrastavano fortemente con quel panorama di morte proprio di ogni guerra. Ci si preparava alla Pasqua, ma quella del 44 a Treviso non sarebbe stata mai più dimenticata. Mancava appena 2 giorni alla solennità e, anche se in tempo di guerra, si avvertiva nell'aria un senso di festa, anche nel rispetto di quelle tradizioni popolari. Ma quel venerdì santo, alla tragedia della guerra, si aggiunse l'inferno di un bombardamento che sconvolse la città e uccise la Pasqua. Ascoltiamo ora il brano Schiarazzulla Marazzulla.
Avvicinandosi alla città, gli aerei si dispongono per il bombardamento. L'obiettivo è una stazione, un cavalcavia, un ponte, dei fasci di binari. Così dall'alto sembrano giocattoli per bambini. Quelle cose si devono colpire, perché il nemico se ne serve per la sua guerra. Ma intorno e vicino ad esse ci sono delle altre cose, ugualmente piccole, come giocattoli per bambini. Sono le case della città, che sulle carte non sono segnate con gli segni speciali che mettono in risalto l'obiettivo. Perciò si trascurano, è come se non ci fossero. E si trascura anche che dentro le case vive la gente, molta gente. Forse la piccola città ha più di 100.000 abitanti, ora che tanti profughi vi si sono rifugiati dalle città vicine. Più di 100.000 persone cadute nel terrore. Hanno visto le luci e sentito i motori e hanno capito. Ma gli altri, nel cielo, non pensano a ciò. Essi non sanno nulla della gente che si preparano a bombardare. Un male universale ha dato loro la possibilità di uccidere delle persone sconosciute, così simili a loro stessi. Un male tanto grande per cui essi portano terrore, morte e distruzione, senza pensarci, con la coscienza di compiere un dovere. Le loro mani hanno un gesto semplice per muovere le leve. Gli sportelli sotto le carlinghe sono aperti e le bombe scivolano nell'aria. Con un così grande numero di bombe, con una così vasta zona bersagliata, l'obiettivo verrà certamente colpito. Ora essi sono sulla via del ritorno. Per molti chilometri scorgono all'indietro il chiarore della città che brucia. Ascoltiamo ora il brano Dedicato a te.
Mancava poco alle 13 quando le sirene urlarono al pericolo incombente e molti lasciarono le case per recarsi ai rifugi. Gruppi di aerei da caccia sorvolarono la città. Dopo pochi minuti e le schegge dei proiettili dei cannoni antiaerei già fischiavano nella loro caduta. Suggerita da un presentimento, mia madre volle superare il ricovero di via D'Annunzio per dirigersi in quello che sorgeva in via Cesare Battisti e lì vedemmo arrivare quei dannati bombardieri, informazione perfetta e alta, per evitare il più possibile il tiro delle artiglierie. Vedemmo i primi grappoli di bombe e si udirono le prime esplosioni provenienti dai sobborghi di Sant'Antonino e di San Lazzaro. Ci precipitammo entro il rifugio quando lo schianto avvolse tutta la città. Urla di terrore, invocazioni, richiami di persone care davano la convinzione che ormai non ci sarebbe stato scampo per alcuno. Ascoltiamo ora il brano La città dei bambini. Quando quel 7 aprile la città esplose, intere famiglie si trovavano divise nel cercare un qualche riparo e molte poi faticarono a riunirsi sotto il tetto della propria casa, poiché nel frattempo erano stati spazzati via la casa o qualche componente della famiglia. Esplosero i corpi insieme al porfido delle strade, alle aste dei cancelli e alle travi dei solai.
La stazione ferroviaria fu praticamente distrutta, molte chiese irrimediabilmente rovinate e capolavori d'arte persi per sempre. Le strade divennero il ricettacolo delle case ridotte in macerie, di cadaveri e gente disperata e atterrita. Ci vollero giorni per ricomporre i corpi straziati, quello che restava di donne, vecchi, giovani e di 123 bambini. I vivi, in silenzio e quasi spenti, lo ricomposero in attesa del riconoscimento, mentre i familiari sciamavano nella speranza di ritrovare altrove, ancora in vita, i propri cari. Aspettiamo in silenzio, attendiamo in silenzio adesso i rintocchi che inizieranno alle 13:05.
in questo momento. Ascoltiamo ora l'esecuzione dell'inno d'Italia.
Passiamo ora la parola al sindaco della città di Treviso, Mario Conte. Illustri autorità, care concittadine e cari concittadini, oggi ricordiamo l'81esimo anniversario del bombardamento del 7 aprile del 1944 che distrusse Treviso, la nostra città. Abbiamo appena ascoltato i solenni rintocchi della campana della Torre Civica, che segnano con una cadenza drammatica il dolore patito dalla nostra comunità. 159 aerei da guerra, 2000 bombe, 1600 morti, di cui 138 bambini. Questi sono i numeri che riassumono il dramma. Ma sono tante anche le testimonianze di chi ha vissuto quei momenti che ancora oggi abbiamo la possibilità di ascoltare. Prezioso, permettetemi di ricordarlo, è il lavoro di chi ha deciso di consegnare i posteri ulteriori dettagli su quel 7 aprile. Nell'ultimo anno, grazie agli studi di Antonello Aurelia e Dino Daniotti, ai quali chiedo davvero un grande applauso, possibile individuare i nomi di altri 10 bambini uccisi dalle bombe e questi nomi verranno integrati nella chiesetta della Madonnetta a partire dal prossimo anno. Grazie davvero Dino e grazie Antonello. Oggi qui in questa piazza davanti a noi si trovano volti di persone che portano con sé il ricordo di quegli anni difficili e soprattutto la speranza che tragedie simili non accadano mai più. In questi anni da sindaco ho avuto la possibilità di ascoltare e conoscere storie e personaggi che in questi giorni diedero prova di grande coraggio e dedizione. Due in particolare sono per me un vero e proprio faro, una guida che nel mio lavoro quotidiano. Il vescovo Antonio Mantiero, dove c'è la vostra scuola, che subito dopo l'attacco aereo e con l'allarme non ancora cessato girava fra le macerie per soccorrere i feriti e consolare chi aveva appena perso tutto. Lo chiamarono il vescovo insanguinato. Ma in quell'immagine però c'era la cristianità, l'uomo, la carità, il senso di responsabilità del pastore, l'amore. E poi c'è Mario Botter, esempio di grande attaccamento alla città e alle sue fondamenta. Fu proprio lui a salvare il Palazzo dei 300, arrampicandosi sulle rovine con il figlio Memi per convincere gli operai a ripartire da quelle mura squarciate ma non ancora perdute. Ma ci sono anche i racconti di tanti trevigiani, alcuni dei quali li stiamo ascoltando anche in questi giorni. Abbiamo il dovere di custodire gelosamente il loro vissuto, perché lo scorrere inesorabile del tempo rende le loro voci sempre più flebili. Quelle voci che ci ricordano però in maniera così vivida di dolore della guerra. Sono un monito rispetto a quello che stiamo vedendo ancora oggi nel mondo. Le violenze stanno ancora mettendo in ginocchio città, paesi ed economie. In un mondo che ancora oggi vede il dramma della guerra, Treviso è testimone di come una comunità possa scegliere di rispondere alla violenza con l'amore, l'attaccamento e con l'impegno per la pace. Anche se le sfide globali ci mettono alla prova, possiamo ancora costruire ponti piuttosto che muri. Quelle voci ci ricordano anche quanto sia fragile la pace e quanto il fuoco della guerra sia sinonimo di fine e mai di inizio. Sono concetti questi che abbiamo espresso più volte e purtroppo continuiamo a ripeterli in ogni occasione pubblica.
Ma in un pianeta dove al dialogo si sostituiscono troppo spesso i missili, continua la corsa alle armi. E allora ci chiediamo, ma di che cosa stiamo parlando oggi? Abbiamo davvero imparato dalla nostra storia? Oggi in questa piazza, davanti ai nostri bambini delle Coletti, ai quali chiedo davvero un grande applauso, e anche una scolaresca da Cavrie, eccoli lì che li saluto, la scuola Marco Polo. Davanti a loro dobbiamo condividere un forte messaggio di pace, che non significa combattere per la pace, probabilmente una contraddizione in termini, bensì dimostrare come un'intera comunità, nel ricordare un dramma, come purtroppo accade non lontano da noi, voglia perseguire un ideale di tolleranza e di confronto pacifico. Oggi Treviso ricorda, che attraverso le nostre scuole, le associazioni locali, le iniziative culturali e musicali porta avanti il messaggio di pace. Le nuove generazioni che oggi sono con noi sono il nostro più grande impegno e la loro educazione alla tolleranza e al dialogo è una delle nostre priorità. Abbiamo bisogno di ideali, di rafforzarli e trasmetterli. Lo dobbiamo a loro, i nostri bambini. Il nostro compito è chiaro e qui mi rivolgo a tutte le autorità presenti che ringrazio. Non lasciamo che questo 7 aprile diventi solo un elenco segnato su una locandina. Anche a noi, donne e uomini che rappresentiamo le istituzioni, abbiamo il dovere di non arrenderci e di immaginare un presente, oltre al domani, in cui la guerra sia la prima soluzione da evitare, perché la pace non sia un'utopia, ma una scelta concreta. Pochi giorni fa abbiamo ricordato il 20° anniversario della morte di Giovanni Paolo II. E proprio a lui voglio affidare la conclusione di questa giornata di memoria in riflessione, con le sue parole semplici ma potenti. A ciascun uomo e a ciascuna donna di buona volontà ripeto, non abbiate paura di prendere in mano il destino della pace. Oggi, nel ricordare il dolore vissuto dalla nostra città, facciamo nostra questa esortazione. La pace non è un traguardo irraggiungibile, è una scelta che richiede coraggio, impegno, buona volontà. È un compito che spetta a tutti noi, ogni giorno, nelle parole e nelle azioni. Oggi, nel guardare questi bambini, nei loro occhi vediamo la nostra speranza. La pace è nelle loro mani, ma dipende anche da noi, da ciascuno di noi, fare in modo che quella pace diventi realtà oggi e domani. Non arrendiamoci mai ad un mondo che sceglie la violenza come soluzione. Viva Treviso e grazie davvero di cuore a tutti. Ringraziamo quanti sono qui oggi sulla piazza e un buon proseguimento di giornata. Grazie. Si conclude così questo ricordo, il ricordo del 7 aprile 1944 e devo dire che due le parole che risuonano forti, Marta e telespettatori: pace e non dimenticare. L'ha detto prima il Vescovo durante la celebrazione, l'ha ripetuto il Sindaco in questo momento. Non dimenticare, perché questa non sia una cerimonia che si ripete negli anni e che proprio per questo si adisce nel tempo.
A questo punto non mi resta che ridarti la linea, Marta, per la conclusione della prima edizione con questa riflessione. Non dimentichiamo il 7 aprile, ma non dimentichiamo anche tutte le guerre, tutto il male che sta ancora presente qui nel nostro mondo. A te. Grazie a Lucio Zanato con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto per questa lunga diretta sulla commemorazione a 81 anni di distanza del bombardamento che il 7 aprile del 1944 distrusse la città di Treviso, provocando 1600 vittime. Noi siamo quasi al termine di questa edizione, torniamo sulla notizia di cronaca con la quale avevamo aperto il telegiornale, cioè l'omicidio di Fontana Fredda. Il presunto killer è stato catturato nella notte a Orsago, nel Trevigiano. Ci colleghiamo quindi con i colleghi della nostra redazione di Pordenone. Federico De Rossa, a te buongiorno Federico. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Una notizia di cronaca che ha scosso tutta la comunità. È stato arrestato proprio nella notte, intorno a mezzanotte di ieri, il presunto killer proprio ad Orsago, in provincia di Treviso, autore dell'omicidio di Fontana Fredda. Si tratta di un uomo di 30 anni, di nazionalità albanese, che in questo momento è interrogato dalle forze dell'ordine, che ha commesso questo presunto omicidio che è avvenuto ieri intorno alle 21:15 proprio qui all'esterno del bar Sporting. La vittima è un 43enne, si chiama Vladimir Topiana, autista di una ditta di Porcia e padre di famiglia, che ha lasciato suo figlio di 13 anni. Residevano a Cordenonsi, il figlio purtroppo ieri sera era proprio qui con noi. Abbiamo sentito molte voci, c'erano tante persone all'interno del bar, perché questo bar è anche fa parte di un Milan club, quindi è specialmente ritrovo di molti appassionati di calcio. Ieri sera c'era Roma-Juventus, quindi tante erano le persone venute qui al bar del paese per vedere la partita. Noi abbiamo anche sentito ai nostri microfoni un testimone che si trovava proprio all'interno del bar quando è successo questo spiacevole dramma. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Ero dentro e in poche parole è arrivata una macchina, si sono un po' azzuffati tra i due, quello che è sceso cosa, e poi si sono sentiti 3 colpi di pistola ad arma da fuoco e questo è rimasto lì, morto all'istante. E l'altro è scappato subito? Sì, messo in moto la macchina e sono scappati. Sì, praticamente noi ci troviamo proprio nel punto dove Topiana stava sorseggiando questo digestivo. Ci hanno raccontato molte persone che hanno visto comunque un animo molto molto caldo. Da qui poi è partita l'aggressione e appunto i 2-3 colpi di pistola, con uno proprio alla tempia sinistra, e per Vladimir non c'è stato nulla da fare. Per il momento da Fontana Fredda è tutto, a te in studio. Grazie a Federico De Rossa per questi aggiornamenti sulla tragedia che si è verificata appunto ieri sera a Fontana Fredda. Il presunto killer è stato fermato dai carabinieri nella notte ad Orsago, in provincia di Treviso. Naturalmente vi aggiorneremo con ulteriori dettagli nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con la nostra prima serata, l'approfondimento di Ring, in onda a partire dalle 21. Questa sera con Christian Arboit si parlerà di Vinitaly alla prova dei dazi, contraccolpi per l'economia locale, dell'artigianato e dell'industria. Si parlerà con Federico Canera, assessore regionale all'agricoltura, Loris Balliana, presidente di Confartigianato Treviso, Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, e Nicola Talmi della CGIL Trevigiana. Poi con Dario Scopel, sindaco di Seren del Grappa, parleremo anche della nuova emergenza lupi. Ed ancora intervista esclusiva a Graziano Stacchio, il benzinaio di Nanto, dopo il nuovo assalto subito la scorsa settimana da Robertino Zancan. Con Stacchio ci sarà anche il consigliere Gioe Formaggio. Questo dunque il programma della nostra prima serata. Vi ricordo anche il tema del sondaggio, lo state vedendo in sovraimpressione
sovraimpressione, dazi Meloni deve trattare direttamente con Trump. Potete esprimere con le consuete modalità la vostra opinione su questo argomento. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo con le previsioni del tempo. Buon pomeriggio.